Facciamo un consuntivo dell'operazione di Licata, comandante. Nel territorio della compagnia di Licata e nei comuni in particolare di Licata e Palma di Montechiaro sono stati effettuati negli ultimi giorni controlli serrati in materia di prevenzione all'illegalità stradale, prevenzione allo spaccio e all'abuso delle sostanze stupefacenti, in particolare alla guida di veicoli, e attività di controllo ad attività economiche sul territorio di Licata. Le attività sono state svolte dai carabinieri della compagnia di Licata con il supporto del nucleo cinofili di Palermo e Nicolosi, nonché con il supporto dei carabinieri del nucleo ispettorato lavoro di Agrigento. L'attività di controllo svolta ha consentito di controllare nel complesso circa 400 veicoli, circa 400 persone alla guida di questi veicoli e levando più di 100 sanzioni al codice della strada, sequestrando 10 tra autovetture e motocicli e ritirando 12 documenti di guida e circolazione. Le sanzioni sono state levate in particolare per le violazioni al codice della strada inerenti alla guida in stato di ebbrezza, la guida senza patente, la guida di veicoli non revisionati e senza assicurazione. Per quanto riguarda la prevenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono state segnalate 15 persone per essere state sorprese in possesso di dosi di sostanze stupefacenti per uso personale, in particolare marijuana, hashish e cocaina. Infine, nell'ambito dei controlli serrati che abbiamo effettuato negli ultimi giorni, sono state oggetto di verifica alcune attività commerciali. Unitamente al nucleo ispettorato lavoro siamo riusciti a riscontrare la presenza di lavoratori in nero, elevando sanzioni per un valore complessivo di 2.500 euro. L'attività ha portato anche a controlli all'interno di istituti scolastici superiori, quindi scuole superiori, sempre unitamente al nucleo cinofili, che ha consentito di porre in essere l'azione preventiva allo spaccio e all'abuso di sostanze stupefacenti che purtroppo sappiamo insistere all'interno delle nostre scuole. I controlli si sono estesi anche nella vicina Palma di Montechiaro? I controlli sono stati effettuati a istituti scolastici sia di Licata che di Palma di Montechiaro e anche i controlli stradali sono stati effettuati sulle arterie principali di Licata e di Palma di Montechiaro, nonché nelle zone maggiormente frequentate dai giovani.